3 unità in più per la zona, per il comando di Vittorio Veneto, 2 sono già arrivati, però appunto se ne aggiungeranno altre 3. E questo ci gratifica, ci fa molto piacere e questo sicuramente sarà di aiuto per tutta quella che è la prevenzione della criminalità. È con questa rassicurazione non solo numerica che la sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana, esce dalla prefettura dove il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presenti vertici delle forze dell'ordine, si è focalizzato sulla recrudescenza dei furti dell'ultimo periodo, soprattutto quelli in abitazione, per cui si registra una crescita pur a fronte di un minore incremento degli altri reati, vale per la Marca così come per Vittorio Veneto. Il trend è in aumento come in tutta Italia. Ecco, detto questo, è emersa anche la questione del system alert, delle targhe, e dove ci sono maggiori sistemi di lettura targhe a livello appunto della polizia locale e delle forze dell'ordine, c'è una minore incidenza per quanto riguarda i furti nelle abitazioni. Sistema targa system che sembra quindi funzionare nel Vittoriese così come a San Biagio di Callalta, altro comune su cui si è posta in mattinata l'attenzione dopo i raid alla Dreschi di metà gennaio, sorvegliata speciale la Postumia. Con una regionale che è una strada di passaggio molto importante e che nel corso di questi mesi ha visto passare delle macchine sospette che poi si sono rivelate effettivamente con a bordo dei malviventi. Quindi i targa system ancora una volta efficaci, ma ancora una volta il nostro territorio come territorio di passaggio. Per questo, rassicura Pillon, si investirà in nuovi dispositivi. Non solo, anche a San Biagio si aggiorna rapidamente il numero di militari in forza alla stazione locale che serve pure i comuni di Zenzon e Monastier. Ci hanno garantito che a San Biagio di Callalta arriverà un ulteriore carabiniere rispetto a quello al vice brigatiere che è già arrivato e quindi questo sicuramente ci conforta. Questi 2 uomini in più permetteranno di avere una pattuglia, quindi un maggior controllo del territorio anche e soprattutto nelle ore serali. Sembra confermato il numero trapelato di recente di 57 nuovi carabinieri per le stazioni della Marca, le assegnazioni di fatto sono già iniziate.